E fatto 4 maggio, belli miei saluti a voi. Quanti di voi sanno perché si dice fatte 4 maggio? E per chi non lo sa, beh, vengo e mi spiego. Oggi 4 maggio, che è una data che ha il suo significato e che poi dà il via a questo detto, hai fatto 4 maggio. Cosa significa? Significa semplicemente che il 4 maggio è giorno per i traslochi. Ma perché è stato messo sto 4 maggio? E tutto risale alla fine del 1500, quando Juan de Zunica, conte di Morales, o viceré, siccome che pare che la data era messa il 10 agosto, per i facchini se la mandavano, dicevano ma che si fa? Fa caldo, non si può lavorare sotto il sole, dobbiamo andare al mare. E così si instaurò il 1° maggio. Però il 1° maggio era anche un'altra data per il popolo napoletano. In pratica, il 1° maggio c'era l'usanza di andare in giro in processione per i santi Filippo e Giacomo. E su 1° maggio non lo rispettava nessuno. E quindi c'è stava questa cosa che in città c'era una confusione assurda perché poi ognuno faceva quando teneva tempo. Quindi chi io potevo fare un giorno, chi io potevo fare nata. E c'è stata questa confusione in città che non si capiva niente. E a così si cambiò semplicemente all'inizio del 1600. Precisamente nel 1611 il caro Fernandez de Castro, il conte di Le Mans, o viceré, dice facciamo una cosa, spostiamola questa data, spostiamo al 4 maggio, che era conciliata anche con il giorno dei persone, cioè si pagava il fitto, si pagava le persone e quindi in quel giorno si vedeva sto via vai, e carrette, chi ne roba, chi chiagnava casa, chi va una parte e chi è nata. Però poi perché è diventato questo modo di dire hai fatto 4 maggio? Prende 4 maggio perché viene sfrattata e quindi si è data quando uno perde la fidanzata, perde il lavoro, ha sfrattato, è stato sfrattato. Quindi hai fatto 4 maggio e ricordiamo uno dei primi cantautori della canzone napoletana, Armando Gil, ci scrive addirittura una canzone, 4 maggio. Beh, hai fatto 4 maggio ed oggi 4 maggio, belli miei, vi ho voluto raccontare perché si dice hai fatto 4 maggio. Come sempre chi più ne sa, più ne mette nei commenti, eppure questo fa parte della nostra buona storia. Non bacio, hai fatto 4 maggio.